negativa. Oggi qua ragazzi tempo bruttissimo proprio, quindi vediamo se state dormendo oppure no. Vediamo. Ciao Ale, tutto bene? Ciao Persico, tutto a posto? Come state ragazzi? Quindi qua si prosegue l'avventura. E Ale, noi stiamo in ospedale, quindi stiamo aspettando che esce negativo per andare a casa, quindi ancora no. Sì, stiamo attaccati qua con l'ossigeno, vabbè, ma sono 21 giorni che non si dorme, quindi è un po' duro qua, perché la notte non si dorme, il pomeriggio non si dorme. Però tutto sommato stiamo bene, quindi ci siamo ripresi. Ciao Giuseppe, a posto. Quindi ragazzi, diciamo che non è che sono stanco perché voglio dormire, quindi immaginate 21 giorni dormire 2-3 ore a notte, quindi sono stanco proprio, necessito di dormire 8-9 ore, quindi non ce la faccio più. Poi qua è un casino la notte perché chi urla, chi fa, è un casino proprio, quindi dobbiamo solo attendere l'esito negativo. Sì, sì, Adele, guarda, stiamo bene, però dobbiamo aspettare che diventiamo negativi. Quindi dobbiamo aspettare che diventiamo negativi per andare a casa. Quindi fortunatamente stiamo bene. Però se non usciamo negativi a Canciumini, quindi si continua. L'ossigeno al finale ce l'ho a 1, quindi non è eccessivo. In effetti non lo neanche sento al finale. Perché a 1 sinceramente io non lo sento. Però affinché non usciamo da qua lo dobbiamo. Cucini tu? No, no, all'ospedale mangiamo qua, mica, sai, mica stiamo al ristorante, no? Allora, 99 quella arteriosa e 97-98 quella sul dito, quella periferica. Quindi sta bene. Però dobbiamo attendere che diventiamo negativi. Se stanno mezza giornata qua si rendono conto. Qua nel mio reparto più o meno si sta tranquillo qua. Un miele che sono, così sì. No, qua si sta più o meno abbastanza. A San Leonardo era peggio, ragazzi. Il primo giorno a San Leonardo proprio terrore puro. Primo giorno, come sono arrivato, 3 morti e 7 ravinezzi. Quindi siamo entrati proprio alla grande proprio. Però, e la gente ancora che, no, la gente ancora che non crede al Covid al finale. Quella è la cosa più scema proprio. La gente crede che questa è un'invenzione. Non è una giornata. E poi si rende conto più o meno che significa. Ti mancano le patate, pollo e lasagne. Qua si mangia una chiave che proprio, voglio. Oggi che mi ha mangiato? Pasta e lenticchie. Una cosa candente però, eh. Poi abbiamo mangiato pollo, no? E che gli era? Spinaci. Era maiale. Mezza bevi niente quella cosa, mi pare scemo, che ne so. Vabbè ragazzi, non sappiamo se era maiale o pollo perché non si capiva mai. Quindi diciamo che si mangia una chiave, che direttamente. Quindi ragazzi, non vi consiglio. Quindi chi crede che il Covid non esiste, non lo auguro che lo prenda, perché come oggi pigliati non morivano per il Covid, morivano per la paura. Era gli altri ci mi mangiavano. A volte la verità, erano pezzi di carne, non so se era pollo, o se era la.
Quindi ragazzi, abituati a come siamo noi, ma stasera sicuramente broro. Quindi stasera sicuramente broro. Ah, hai visto come ero broro io? L'acqua io bevo, dico. No, vabbè, te lo giuro, che si viene qualcuno qua, i primi giorni. Altro che non filmi paura. Ma non vedete niente perché noi stiamo calmi. Ma a casa 21 giorni, io sto 21 giorni oggi in ospedale. E 8 giorni a casa, 29 giorni. Quindi 29 giorni di cui 21 in ospedale. Qua stiamo ancora. Ciao, ora. Vedi, stiamo tutti attaccati, poi. Buco da casa, se mi drogavo secondo me facevi più poco danno. Vabbè, sono 21 giorni che non dormo. 21 giorni che dormo 2-3 ore a notte. Mi la dice qua? No, non si può dormire ragazzi, ma il Signore è qua a fianco, oggi sta calmo, spero che stanotte mi farò, se no stanotte un tacco direttamente. Quindi la prima volta ho trovato uno che urlava tutta la notte. La seconda volta un altro peggiore. La terza volta pure mi è andata peggio. Quindi speriamo che stasera si dorma. Questa maronna. Oggi pare che sta calmo, no? E Ale si lamentava, non lo so perché si lamentava, non ti dico una bugia. Noi abbiamo domandato, lui si lamentava. Grazie, oro. Quindi non sappiamo perché lamentavo, boh. Però fatto sta che non dormiamo. Quindi quella è la cosa. Ma che a casa ma ci fa 24 minuti no? Una grande doccia, 24 ore suoi. Quindi ragazzi, chi crede che il Covid non esiste, e fatti conto può sbagliare. Figurati, questo mi ha fatto questo poco, figurati la variante che cos'è. Dice che è 60 volte più forte. Quindi mi raccomando, state vacanze. Ciao Ale, buonasera. Quindi mi raccomando, è meglio il mio pigliare. Però Francesco oggi stai festa, ma mi sfruttiamo l'avvocatello che stiamo in tuo bosco, e mo? Francesco mi sa che gli dà dono. Ma dicono che sta arrivando sta variante, boh. Io spero di uscire prima di sta variante qua. Quindi vediamo di scappare subito. Ma sa quando scendere a casa? A giugno. Ma non è vero, vabbè. Allora, io sono entrato qui con un amico e ti posso garantire che è andato intubato e dopo 9 giorni è morto, quindi quale finzione? Chi sta atterrato un coppo di cimitero, la finzione? Fino a prova contraria, sto cimitero. Quindi uscivano nei sacchi chiusi, ragazzi. Io ne ho visto 3, più o meno. Con gli occhi miei, Figurati quello che non ho visto. Quindi diceva c'è da Morris Son, che sta zappata a terra. Morris Son, che si cagastando, una banda di scema. Non è che dinta sta un per me. No, diceva che il virus non esiste, che parlano così a gente per sfizio. Stanno signore, no, che dice che il virus non esiste e molti che cada cosa. Vieni qua da noi. E capite? Facete venire a Morris San qua insieme a noi. Poi vedremo che fa. Advento positivo purissimo, il primo signore che dice no. Quando stai da passare dove sta il nostro Morris San? Che sta la gente che muore e chi si dice che
Facciamo un po'. Ci mi noi si mi fortunato. Comunque io. Sì, vabbè, ma io facessi venire in capo, facessi da positivo. Io facessi sta a capo, insieme a me. Poi prima se ne esiste. Calmiamo gli animi su. No, ma sai che gli avvocati che ci credono pure la gente, capito? Che su scemo, chi è uno scemo. O credono pure la gente. Sì, ma noi siamo tutti quanti, stiamo tutti quanti buoni qua. Ma non credo, eh. Stiamo tutti quanti buoni, eh. Stiamo tutti buoni inguaiati. Oh no. Quindi questa qua è l'invenzione. Speriamo buono, voglio. Che amma fa? A da passare. Però, questi qua che credono che ci hanno avventato, stiamo in ospedale per perdere tempo. Però non lo auguro a nessuno, partiamo da questo, nessuno, ma manca su scemo i Morris sanno ce lo auguro, perché chi è uno scemo. E oggi pure trattato. Ma figurati, vabbè, io penso a isso, tengo tempo aperto, vabbè. Ma guarda, io ho collezionato un sacco di video che non ho pubblicato, quando mi hanno ricoverato, quando stavo col casco, quando stavo tutto ciò. Poi faccio un video in generale e ci ho mandato scemi di Morris Santo. No, non faccio video conto, però ci faccio vedere la testimonianza vera, reale, di quello che ci è passato dal primo all'ultimo giorno. Quindi, il casco, la mascherina, poi i cannucci, poi anche di cose tutti chiusi. Poi faccio vedere il referto polmonite bilaterale interstiale Covid, cioè quella lì che puoi andare. Mentre Madarice Morris San cagnasse mestiere, c'è cittadinanza padre. Non l'ho pubblicato, Ale, perché voglio fare un video grosso, capito? Non ho pubblicato. Poi li metto insieme tutti i pezzi e faccio un video dalla A alla Z. Quindi da quando sono entrato a quando poi si esce HD. Ma no, vabbè, ma io non lo penso proprio fino a... Quindi mi sta a pensare per gli sci, ma mo, contano pure loro, conto. Io non lo penso proprio. Purtroppo però, ripeto, c'è sta la gente che crede a sti idiozie, è brutto perché comunque ne va vero, capito? Cioè lui fa credere alla gente che la mascherina non sa da mettere. Non esiste proprio. Giampaolo deve uscire negativo, cioè io sto bene, i parametri sono buoni, però se non esco negativo da qua non esci, quindi dobbiamo aspettare perché negativo. No, no, avvocato, io non parlo, non porto proprio. Quindi purtroppo dobbiamo uscire. Allora, se ieri ero negativo, stavo a casa oggi. Però no. Anzi, stavo già ieri a casa. Quindi, guardate ragazzi, ma a parte gli scherzi, l'unica cosa che rimpiango è il sonno qua, mo. Sono stanchissimo, c'è l'occhiaio, sì, perché non dormo. Quindi diciamo che mi serve solo una grande dormire, basta. Poi mi devo fare sto pizzetto che ce l'ho lungo, mamma mia, i capelli. Ci abbiamo fa nuovo qua. Abbiamo perso un sacco di chili. Un virus mi ha fatto fare ieri, mi ha fatto fare. Oh, fratello, a posto. Che tempi di merda oggi, mamma mia, guarda qua, ma. Oggi si è messo all'ospedale, il tempo che è una chiavica e stiamo a posto proprio, voglio. L'avvocatello non aiuta in tuo bosco, Francesco. Sta a pigliare di festa oggi. Quindi avvocatella si è presa di festa. Guarda che faccio la tengo, fra Gerolamo, fra, ho bisogno di dormire.
No, no, infatti sta buono, fra sto buono, mangerò. Tengo proprio desideri che di cose 10 ore di suono, sai, che di cose belle. Qua no. Sì, sì, vabbè, ho preso proprio, ho pigliato proprio quello là buono io. No, ma io faccio sempre come quello. Io ho una cosa o la faccio bene o non la faccio. Quindi pure coppa a che stai ci fatto buono. Non riesco a fare cose a metà io. No, la faccio buona io. Però, mo che vai a casa povera moglie e voglio, sono 25 ore. Hai capito, Francesco? Si sente un terremoto, non è l'Etna, non è un calore. C'è chi la salire. Ha fatto, lo so, ci ha fatto dopo lei che scade da sto. Ma è quello E sta facendo l'Etna, sta facendo la lava, sta manando là. ma è quello lui che lo sta facendo all'inizio. Eh sì, Francesco, l'Etna più o meno. La signora Grazia oggi ci sta, cattivo, azz, cattivo. Io sto cattivo da 21 ore. E 5-6 ore mi ci fatta la casa. Ragazzi, è un mese, paziamo. Vedete voi un po', un cattivo sono chi? Io compagno me, viva la pa, a volte di dire la patata, mi ci chiedi lungo lo stesso. Vabbè, voglio recuperiamo, non vi preoccupate, recuperiamo. Ha già sceso l'HD. E hai detto che ti stai fino a giugno. A casa non mi muovo, vabbè, tu giù. Non mi piace la patata. Se ti piaceva, ci mi preoccupare, avvocato. Se ti stive, ci mi preoccupare. Giuseppe, che è successo su Facebook? Che è successo? Non lo so, ma io ci stenno più, mo, non lo so. E ci misi una fotografia stamattina e poi ancora non è ci visto niente perché la maggior parte sono un po' YouTube a guardare video, cose. Là lo faccio giustamente per... Oggi ha preso, non vede più. E speriamo. Ma già fa una fetta di carne, Francesco, come ti chiama, ma così va. La tengo in canna, la tengo. Però, mamma sci, non puoi accadere, no, a me. E ora ce ne ha, mia. Crea lotion. La lotion è una parte di maiale, un po' grassosa che si fa arrostire, quindi tipo il vaccino ora te la fai, adesso non credo, Diciamo quelli che hanno avuto il virus siamo gli ultimi. E dopo devo controllare, non lo so, dopo vedo. Vabbè, dopo controllo. Avvocato, ma che ti mangi? Lotion, vabbè, lotion come si dice? Costatella? No, ma la costatella non è diversa, no, perché la costatella è diversa. Capicollo di maiale, avvocato, capocollo di maiale, in italiano. Noi la chiamiamo lotion. Quindi è un po' grassoso, però è buono. Sì, sì, dopo controllo, non ti preoccupare. Che da mangiare di buono, conosco, vedi? Allora vedi. Voglio, la chiamata a Grazia che mi fa la furnacella regica 7 già fa. Ti piace la braciola? Secondo te però? Una bella braciola. Voglio capire che fanno sfaccini camera. È grassosa assai meglio il filetto. Abituata signore, il filetto, il pezzo di... fammi sta zitto. Quando tornano i video su YouTube. Ale, già sciato a dire, tuo frate, sto facendo dei video così giusto per, diciamo, per tamponare un po' così, per perdere un po' di tempo. E ringraziando il Padre Eterno, stiamo buoni.
Cioè mi ha ripigliato, mo questo mi devi sulla casa. Quindi il virus c'è fatto, mi sta facendo, mi ha fatto sì con il virus. Però, mi ha fatto fare la dieta il virus. È una cosa... C'è Morris che si mette... C'è Morris che si mettesse un chiappo in canna e s'ha permesso. Sì, avvocato, questa gente qua non serve, avvocato, questo non serve. Cioè, ti rendi conto, dice la gente ci queste cose, non esiste un virus. E speriamo, so. Però, sai che è, ragazzi, che se non ci stanno quei piedi dentro, no? Allora, non ci credono. Da quando siete iscritti? Ma no, non lo so, boh. Vende arrosto di brontosauro a Parona. 3 kg. A meno. Mamma mia che palle, mamma mia. Però, guardate qua, wow. Pane integrale senza sale. Chiama, no? No, ma il problema sai qual è? Che la gente ci crede, capito? Quella è la cosa più brutta. Cioè, poi dicono che gli hanno bloccato il canale. Grazie Ale. Dammi di tutto a posto, dammi di. No, non sto buttando, ma ci metti in forza, dammi di, mo. Ma mi pare un picciariello qua, se no non ci fa la Barbie, capito? Ma ci mi sto acciaccato ancora. No, niente sintomi, non ho fatto una volta la tosse, no. Non ho fatto una sola volta la tosse, no. Quindi solo il respiro è stato, ragazzi, quindi tosse, niente, zero. Quindi diciamo che è stato solo niente, no. Diciamo che prima anche parlare mi affannavo, capito? Ciao Sandra. Non ce la faccio, no, avvocato, che non ce la faccio, no tu. Però, al finale, ripeto, tosse niente. Però i primi giorni ho avuto la febbre a 39. Però mai a pensiero che era una cosa così. Sei mai stato al nord? Guarda, io ci sono di casa al nord, dale. Io lavoro a Torino al finale. Quindi io sto sempre a Torino, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, siamo tutti il nord. E la fabbrica sta tutto chiuso, ma capito? Allora, io a maggio essa parte per la Finlandia. Poi essa fa il Friuli e essa fa Trentino Alto Adige. Poi essa fa la Finlandia. Però se siamo su Covid a 2 anni. Cattivo, Morris cattivo mi sembra detto, ma che niente. Io ho detto speriamo che andiamo a lavorare, ho detto devo fare il Trentino, il Friuli e la Finlandia. Grazie. Quindi speriamo che questo virus, come ce ne ha fatto tutti i vaccini, e così potremo camminare. Io mi trasferisco in Piemonte. Mica in Piemonte ci stanno più positivi, quindi è pericoloso. Ah sì, la prima cosa ci fa la TG-Casetta a Furnacella. Ma che va sì, ma il resto non me ne importa proprio.
Roma, Roma. Milano è caotico, no? Pure Roma è caotico, però è più bello. Però giustamente voglio Salierne e Salierne, come Francesco e Napoli e Napoli. Ognuno piace la sua città. Gente che abita nei boschi, noi abitiamo vicino al mare. Sì, sì, lo so, Anto, lo so. Ale, ma visto che freddo che fa a Milano, sotto il Duomo. Io ho fatto la fiera a Milano, sotto al Duomo, facevano un freddo esagerato. Si muore a Milano da freddo, no? Poi vedi che i mercatini natalizi li facciamo a dicembre, immagina a dicembre a Milano. Ma un pipistrello non è stato sicuramente. Come sta lo zio? Ah, lo zio tutto a posto, Francesco. Tutto bene, Francesco, lo zio ma sempre lo zio. Lo zio è intoccabile. Mamma mia. Aspetta, che ma fa? Deve passare, ragazzi. Avvocate. Ah, posso capire, no tu? Chi è lo zio secondo te? Avvocate, indovini. Pino Daniele, vedi? Tutto a posto così. Sì, sì, fratello di papà. Avvocato, mio fratello è. Non ha capito, avvocato? Non ha capito, Francesco. Con cucciarini, diciamo me. Però, che mi ha fatto? Non si può, ragazzi, non si può. È quasi disperato, Francesco, non ce la posso fare. Vabbè, dai ragazzi, vi saluto. Ora stanno passando gli infermieri e ci aggiorniamo. Quindi, fratello, ci sentite? Quindi vediamo di uscire e ci troviamo a casa. Sì, sì, controllo un attimo adesso, mi chiudo e vado a vedere. Ciao ragazzi, ciao avvocato, ciao fratello, ciao a tutti ragazzi, un saluto. Sì, sì. Buonasera. Buonasera.